L'ultima multa per il kayak è di 150 euro più spese postali. Le altre multe che mi sono state recapitate ammontano a circa 1000 euro, questo nell'ultimo periodo. Sanzioni accumulate nel giro di poche settimane, muovendosi con il suo kayak per i rii della città storica, incurante dei divieti comunali, e che Marco Sitran, storico militante per la separazione di Venezia da Mestre, non ha alcuna intenzione di pagare. Farò ricorso, annuncia, e arriverò se necessario fino alla Corte Costituzionale, perché quello di muoversi per la propria città è un diritto che deve essere garantito a tutti. Io sono un residente, sono 25 anni che vado in kayak e non metto in pericolo nessuno, tanto più perché circolo soltanto di giorno e quindi sono più che visibile e soprattutto nei canali. È chiaro che questo non permette a chi vuole muoversi, io non ho il posto barca, non mi danno il posto barca, voglio andare al Lido a trovare mia madre, voglio andare in kayak, questo non mi è permesso. In compenso, accusa Sitran, i servizi legati all'economia turistica non subiscono alcuna limitazione. Spazio ai taxi, alle polveri sottili, ai trasporti di biancheria per alberghi, ma ovviamente i veneziani e i diportisti veneziani non hanno diritto di cittadinanza. Pesantissime le limitazioni anche per chi non ha la fortuna di essere titolare di un posto barca in città. Io risiedo in Rio San Felice, ho l'accesso con la porta d'acqua, non posso transitare perché l'accesso è consentito soltanto ai detentori di spazio acqueo, ai concessionari di spazio acqueo. Ovviamente chi risiede con la propria famiglia, con dei piccoli, con esigenze di mobilità evidenti, non può passare, non può circolare, non può neanche stazionare per prendere i bambini e via multe, multe su multe. È chiaro che di questo passo ovviamente gli ultimi residenti veneziani se ne andranno davvero in campagna.